Coppia di coniugi presa a pugni per un parcheggio a Marghera, è accaduto oggi pomeriggio. I due finiscono al pronto soccorso con un forte trauma cranico e amnesia da shock. Alta tensione in A4, volante della stradale distrutta, feriti due poliziotti, inseguimento a 200 all'ora tra Meolo e Noventa di Piave, caccia in tutto il nord Italia, i malviventi in fuga. Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è elevata dagli Alberoni, dove l'esplosione di una bombola di propano ha provocato un incendio. Ancora un gravissimo infortunio sul lavoro in Veneto. A Bovolone, nel Veronese, un operaio cade dal tetto di un capannone, drammatico volo di 5 metri. Parla il papà di Elena Miglioranza, la ciclista sedicenne di Concordia Sagittaria caduta durante una gara sul Montello. L'ho vista a terra, voglio solo che si risvegli. La famiglia per il momento non sporgerà denuncia. Rolex, auto di lusso e immobili, la Fiamme Gialle confiscano in Toscana beni per 2 milioni a Riccardo Di Cicco, cognato di Felice Maniero che riciclava i profitti della Mala del Brenta. Violenta grandinata in mattinata sul Polesine, colpite la zona di Tolle del Delta, forti rallentamenti in autostrada. Domani altra allerta gialla in Veneto. 100.000 spettatori hanno partecipato alla Notte del Redentore a Venezia. La macchina organizzativa messa in piedi dal Comune insieme a Vela e alle forze di polizia ha funzionato senza sbavature. Edizione del Veneto dei nostri notiziari, buonasera e ben ritrovati. Questi titoli dunque con tanta cronaca in apertura. La cronaca dunque in apertura da Marghera, momenti di puro terrore. Oggi pomeriggio una coppia di coniugi è stata massacrata di pugni per un parcheggio. Drammatica la diagnosi, codice arancione per entrambi, violento trauma cranico e anche amnesia da shock. Marito e moglie di Marghera insultati, aggrediti e presi a pugni sotto casa per un parcheggio, via Fratelli Bandiera. L'ora della follia è tra le 14 e le 14:30. Sole alto, pieno giorno. Michele, 62 anni, e sua moglie di 60 anni stanno rientrando a casa in auto. Davanti al loro cancello c'è un ragazzo di origine nordafricana. Avrà tra i 20 e i 25 anni, cuffiette nelle orecchie, distratto. Un invito legittimo: attento a dove cammini, dobbiamo entrare. Una frase normale, ma che scatena l'inferno. Lui mi ha sferato un pugno di sinistro, tra l'altro, adesso questo me lo ricordo, e mi ha colpito dietro l'orecchio e mi sono volati via gli occhiali da sole. A quel punto mia moglie lo ha afferrato, abbracciato per trattenerlo, come per dirgli no, non devi fare così, non fare così, non fare così. E ho sentito come un urlo e lui si è girato, vincolato, ha colpito, ha dato un pugno sullo zigomo sinistro, in bocca a mia moglie. E a quel punto è finita per terra e ha preso un colpo, io me la sono vista come morta per terra perché era con gli occhi sbarrati, non parlava più, era sanguinante per terra dietro l'occipitale della testa. Dopo ci siamo accorti che perdeva sangue dietro quando abbiamo provato a tirarla anche un po' su. Lei non si ricordava nulla perché ha perso i sensi, è svenuta. La denuncia di Michele arriva mentre si trova al pronto soccorso di Mestre con la moglie ricoverata con un codice arancio dopo aver subito un violento trauma cranico per il quale non ricorda quasi nulla di quei terribili momenti. Non si ricordava dell'aggressione, nulla. Adesso comincia un po' alla volta, da quello che mi ha raccontato, a ricordarsi. Adesso io farò tutte le denunce, io ci metterò la faccia. Ma questo signore qua, questo ragazzo, questo non è un signore, questo è uno schifoso. Si deve mettere la faccia e deve venire a chiedere scusa se ha il coraggio, perché non si aggredisce nel nostro paese una donna così, inerme, non fa niente. Cosa vuoi fare il pugile? Lo vai a fare a casa tua il pugile? Se aveva il coraggio se la prendeva ancora con me. Ho provato a salire in macchina per rincorrerlo, ma non ho visto dove è andato. La cosa non deve finire qua, insomma, questo deve essere preso, questo disgraziato qua. Deve essere preso perché non se ne può più di vivere così. Ogni giorno un'aggressione, una cosa, non gli puoi dire nulla, devi stare attento tu a casa tua. Cosa gli dici a queste persone qua? No. Questa non è più l'Italia che doveva essere. Momenti di terrore ieri pomeriggio verso le 14:30 in autostrada A4 tra Meolo e Noventa di Piave c'è stato un folle inseguimento a 200 km all'ora con una volante della stradale distrutta e 2 poliziotti feriti. Caccia in tutto il nord Italia ai malviventi in fuga.
La caccia alla banda di nomadi è ufficialmente estesa a livello interregionale, in particolare in tutto il nord Italia, dopo il folle inseguimento a 200 km/h in autostrada lungo la 4 tra i caselli di Meulo e Noventa di Piave, con un bilancio di 2 agenti della polizia stradale feriti, 10 giorni di prognosi e una volante completamente distrutta. Nel mirino della porstrada di Sandona di Piave, infatti, una Volkswagen Passat scura, da tempo già segnalata per diversi furti ai distributori di benzina tra Veneto e Friuli e condotta sempre dalla banda di nomadi. Auto ritrovata abbandonata dalla polizia a Desenzano nel Bresciano dai nomadi dopo il violento inseguimento. Poco prima, verso le 14:30, i poliziotti intercettano il veicolo all'altezza del casello di Meulo. Da qui parte la corsa disperata dei nomadi. A Noventa di Piave, il primo blocco, la pattuglia si posiziona di traverso per sbarrare la strada. Proprio mentre la gente alla guida sta per scendere, i malviventi speronano la volante a tutta velocità, mettendo a rischio la vita dei poliziotti. L'inseguimento riprende feroce fino al drammatico epilogo. L'auto in fuga inchioda improvvisamente in mezzo alla corsia per provocare l'impatto. Per evitare il tamponamento devastante, il poliziotto sterza bruscamente, la volante finisce fuori strada, distruggendosi nel fossato laterale. Ad avere la peggio sono i 2 agenti della stradale. Uno ha riportato la lussazione della spalla, l'altro profonde ferite alla fronte, suturate con diversi punti in ospedale. I fuggitivi sono invece riusciti a dileguarsi salendo a bordo di una seconda auto pulita con i complici che li stavano attendendo nel Bresciano. Dopo il ritrovamento della Passat abbandonata, i rilevi scientifici della polizia sono concentrati sull'abitacolo della vettura, alla ricerca di impronte digitali, tracce biologiche o telefoni cellulari dimenticati durante la fuga a piedi prima di raggiungere i probabili complici. Al centro delle indagini anche le telecamere di videosorveglianza della zona del ritrovamento, passate al setaccio, e i varchi autostradali. Torniamo a parlare della condanna definitiva di Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo, giudicato colpevole per l'uccisione di 2 rapinatori. Inaccettabili i risarcimenti ai familiari dei banditi, lo dice ai nostri microfoni Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto nel Vicentino, che nel 2015 fu coinvolto in una sparatoria. Mario Roggero è un eroe o un assassino secondo lei? Ma io, guardi, è una vittima. È una vittima di un sistema che traballa. Ripeto, dopo 11 anni ci parlava di Far West e non ho visto cambiamento. Non ha dubbi il benzinaio di Ponte di Nanto che nel 2015 intervenne sparando e uccidendo uno dei rapinatori nell'assalto di una gioielleria. Un caso che fece discutere allora, per cui alla fine dell'istruttoria però non venne rinviato a giudizio perché la sua azione si svolse in concomitanza dello scontro a fuoco con i banditi. Una dinamica diversa del caso Roggero, per cui però Graziano Stacchio evidenzia una profonda ingiustizia nei confronti dei familiari dei criminali uccisi. Il risarcimento è una cosa inaccettabile, non dovrebbe neanche esistere, dovrebbe essere retrattiva quella legge lì, perché quella lì alimenta solo il fattore economico ai tribunali e mette in discussione l'integrità delle persone, perché dà un senso di sicurezza in più alla criminalità e non va bene questo. In questa fase storica di aspre polemiche, in cui anche la politica nazionale è scesa in campo a commentare il verdetto dei giudici, resta la questione della grazia richiesta al capo dello Stato. Io non l'ho mica firmata la grazia, la chiedo espressamente, perché Roggero secondo me potrebbe andare agli arresti domiciliari o può andare anche in una zona. Chi è? Cos'è Roggero? È una persona finita moralmente? Moralmente ed economicamente è una persona finita? Metterla in galera mi sembra anche praticamente un'esagerazione, ecco. Momenti di paura oggi intorno a mezzogiorno agli Alberoni, al Lido di Venezia, per una colonna di fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza, causata dall'esplosione di una bombola di propano. La bombola era all'interno di un capannone in una proprietà privata, nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco in poco tempo sono riusciti a mettere l'area in sicurezza. Nel Trevigiano invece un altro grave incidente stradale con un bilancio di 7 feriti, di cui uno in gravi condizioni. L'incidente si è verificato
verificato poco prima delle 15 a via Barse a Gaiarine. Un frontale tra un'auto con a bordo 5 persone e un furgone con altre 2, avvenuto con tutta probabilità dopo una fase di sorpasso. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano, che hanno estratto delle lamiere feriti affidandole poi al SUEM. Il paziente in codice rosso è stato trasportato con l'elicottero al Cafoncello. Sempre a Treviso un altro ferito di media gravità, altri 3 a Conegliano e 2 a Oderzo. Ed è ancora in prognosi riservata proprio all'ospedale Cafoncello di Treviso Elena Miglioranza, la ciclista sedicenne di Concordia Sagittaria caduta ieri durante una gara ciclistica alle pendici del Montello. Ai nostri microfoni parla il padre Andrea, che per il momento non intende sporgere denuncia. Sappiamo che non stiamo andando a giocare a scacchi. Quando succede agli altri sembra un'altra cosa. Quando ti tocca da vicino le cose sono un po' diverse. Andrea Miglioranza è presidente della società ciclistica Sorgente Pradipozzo di Portogruaro, ma soprattutto è il papà di Elena, l'atleta sedicenne caduta e gravemente ferita durante la gara del campionato regionale esordienti allieve ai piedi del Montello nel Trevigiano. La ragazza è in prognosi riservata al Cafoncello. Sono appena uscito ho parlato con il medico, mi ha detto che risponde a tutti gli stimoli, quindi sono cautamente ottimisti che insomma si è risvegliata bene, adesso è sedata perché è ancora intubata, devono fare ancora un attacco per escludere danni a livello cervicale. L'impatto contro un tiglio di via Genio Zappatori a Bavaria di Nervesa è avvenuto verso il finale della gara, su un tratto in discesa che nella parte iniziale era stato percorso in salita. Ho visto il gruppo arrivare e sono tutte andate dritte e una è svoltata all'improvviso a destra, in velocità. E quindi ha visto la ragazza sbattere sull'albero? L'ho vista partire ma non sbattere, pensavo che fosse caduta sul cancello, anche invece è caduta sul platano là. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il dosso, a una ventina di metri dal tiglio contro cui la ragazza ha sbattuto, era stato segnalato dagli organizzatori. Era preso in considerazione ma non li abbiamo mai tolti noi quelli. In riunione tecnica, l'unica 2 parole che ho fatto con i direttori sportivi era quello di prestare attenzione proprio a quel discorso là. L'incidente riporta alla mente quello di Alice Toniolli, finita contro la spalletta di un ponte nel Vittoriese 2 anni fa. A dicembre si aprirà il processo. La famiglia Miglioranza per ora pensa ad altro. Non ci ho ancora pensato. Ieri sono arrivato, ho visto mia figlia lì sdraiata a terra e adesso sono concentrato su questo. Non lo so. Elena Miglioranza è esordito nel ciclocross e sta già raccogliendo risultati importanti nelle gare su strada, come il secondo posto al campionato italiano una decina di giorni fa. Grande solidarietà è arrivata da tutto il mondo del ciclismo e dalle amministrazioni comunali di Arcada e Nervesa che hanno ospitato la corsa. Faccio fatica a rispondere a tutti i messaggi da parte di tutte le squadre che normalmente sono avversarie, ma in questo momento il ciclista ha dimostrato tantissimo affetto. Da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale esprimiamo massima vicinanza alla famiglia e a questa ragazza e confidiamo, insomma tifiamo tutti per lei e speriamo che si riprenda al più presto e che risalga nella sua bici, insomma. Un altro incidente sul lavoro a Bovolone nel Veronese, un operaio caduto per oltre 5 metri dal capannone di un'azienda. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spisal dell'ULS 9 Scaligera. Maxi operazione della polizia per il contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, più di 500 gli arresti in tutta Italia. In Veneto gli episodi più violenti si sono registrati in provincia di Padova. Criminalità giovanile organizzata in bande dai tratti sempre più violenti, una maxi operazione della Polizia di Stato in tutta Italia ha portato all'arresto di 539 persone, oltre 900 denunce, più di 700 kg di droga sequestrata, armi bianche da sparo, coinvolte 44 province, in Veneto, Rovigo, Treviso, Verona e Padova, dove l'attenzione è rivolta anche ai profili social, vicolo principale dove viaggia l'odio e la violenza, come ha spiegato il questore Marco Dorisio. Anche qui a Padova e provincia sempre più
più frequentemente i protagonisti sono dei giovani o dei neomaggiorenni o anche addirittura dei minori. Il tutto poi con questa, ormai ci confrontiamo con questo altro dato acquisito della propalazione attraverso le pagine web e i social di queste condotte appunto illegali. Oltre 1250 i giovanissimi identificati nel padovano, di questi 150 minorenni. Spesso nei ragazzi c'è poca consapevolezza della gravità dei reati che commettono, per questo sono in aumento le misure di prevenzione per cercare di responsabilizzarli. Ci siamo accorti appunto della mancanza di questa consapevolezza, quindi anche lo strumento di un avviso orale, di una misura di prevenzione, va ad incidere sulla costruzione del percorso di responsabilizzazione che inevitabilmente deve passare attraverso la consapevolezza del disvalore delle condotte che pongono in essere. Sono in aumento appunto le misure di prevenzione per evitare poi la degenerazione nella criminalità a tutti gli effetti. Il lavoro delle squadre mobili e del reparto prevenzione crimine, che nelle province teatro delle maxi operazioni ha portato alla perquisizione di oltre 1180 immobili e di 24 strutture di accoglienza per minori, giovanissimi che spesso sono coinvolti anche nel traffico di stupefacenti. Abbiamo registrato su Padova e provincia un abbassamento dell'età del pusher e la catena terminale dello spaccio in strada, dei neomaggiorenni, addirittura dei minori, anche dei minori non accompagnati, che a loro volta non sono sfruttati ma sono consapevoli dell'attività illecita che pongono in essere. A Padova nell'ultimo periodo si sono registrati anche 2 episodi in cui ventenni hanno esploso colpi di pistola da auto in corsa. C'è una diffusione di armi bianche proprio qui a Padova, più volte siamo intervenuti sia attraverso i dispositivi di controllo del territorio, fermando auto con giovani che avevano praticamente dai macete alle spade a coltelli con lame di dimensioni di tutto rispetto, o anche come negli ultimi casi di cosiddetta stesa, 2 episodi di 2 dove i protagonisti erano giovanissimi, dei neomaggiorenni che avevano queste armi e quindi svolgevano questa attività così di intimidazione. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per 2 milioni di euro a Riccardo Di Cicco, cognato di Felice Maniero, che riciclava i profitti della mala del Brent. Le indagini del Nucleo Speciale Polizia Valutaria sono partite proprio dopo il pentimento di Maniero. Sequestrati 2 edifici in provincia di Firenze e di Lucca, 5 automobili, gioielli, quadri di valore, conti correnti bancari e le cassette di sicurezza di 2 banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Ancora maltempo sul nostro territorio, ha colpito questa mattina con una supercella, vento e grandine di grosse dimensioni sul Polesine, in particolare la zona di Tolle del Delta, con forti rallentamenti lungo la A13 all'altezza di Occhiobello. L'allerta gialla per temporali su tutto il Veneto vale anche per la giornata di domani. Già in queste ore qualche nuovo rovescio temporale sulle zone montane e pedemontane. Domani instabilità crescente dal mattino. Dunque attenzione a questa nuova allerta. La sanità, caos davanti alla nuova casa di comunità di Romano de Zelino in provincia di Vicenza, la gente arrabbiata, sentiamo perché. Signora, da che ora è qua lei? Io sono da meno un quarto alle 8. Però c'è gente dalle 6 di stamattina, è quasi tutta cassola. Non hanno messo fuori nessun cartello. Prima uno si prende un biglietto, uno se ne prende 3, uno ne prende 4. Dopo danno dei fogli da compilare, ma che dovrebbero essere 3 sportelli, ce n'è uno solo. Non lo so. Mi dica lei cosa dobbiamo fare. Mattinata di passione per decine di persone che hanno aspettato il loro turno per ore davanti alla casa di comunità di Romano de Zelino. Gente in coda dalle 6 del mattino, soprattutto residenti di Cassola che dovevano cambiare il medico di base, soprattutto anziani che hanno dovuto recarsi di persona a Romano a causa di un guasto al sistema informatico regionale che, se avesse funzionato, avrebbe evitato almeno in parte tutto questo disagio. Ringraziamo il Signore che non piove e che non sia il caldo afoso dei giorni scorsi, perché è una vergogna. Siete qua fuori e aspettate il vostro turno? Dalle 8:30. E anche in silenzio ci hanno detto di stare perché sennò disturbiamo, siamo fuori e all'aperto. Non ci sono parole, non abbiamo parole, è una cosa indescrivibile. Adesso sono al numero 30, siamo alle 10, ci sono dei signori che hanno il numero 170, quindi vedremo, non sappiamo ancora che tempi avremo.
ecco, ci chiamano così, ti sentono così. Ma una situazione davvero diventa difficile soprattutto per i tanti anziani che ci sono. Sì, decisamente un po' di buonsenso avrebbe permesso di dire mettiamo fuori alcune sedie, alcune panchine, insomma le persone anziane star qui per ore in piedi non mi sembra una cosa degna della nostra società. Ho il 141, queste persone che ha anche il 170. Io spero che entro stasera ci facciano. E l'ULSS 7 ha fatto arrivare le proprie scuse per quanto accaduto, ma ha dato anche alcune informazioni interessanti per gli utenti. L'ULSS per prima deve scusarsi, perché noi facciamo un servizio, per cui ci dispiace, ci scusiamo per questo inconveniente. Cercheremo anche delle modalità non solo di organizzazione ma anche di diffusione dell'informazione per riuscire ad andare incontro meglio alle esigenze del cittadino. Sono arrivate subito le scuse dell'ULSS 7 per voce del direttore della funzione territoriale Emanuele Barbierato dopo il disagio davanti alla casa di comunità di Romano Dezzelino, dove decine di persone sono rimaste in attesa per ore per cambiare il medico di base. Barbierato ha spiegato come si siano attivati non appena appresa la problematica per cercare di risolvere la situazione. Questa mattina gli sportelli hanno aperto alle ore 8, a partire dalle 9 sono stati potenziati con altri 2 sportellisti fino ad arrivare al massimo possibile, quindi 3 sportellisti. Oggi è successo che gli sportelli di Romano hanno fatto il cambio medico per 540 assistiti, circa la metà del lavoro complessivo che dovrebbe avvenire in questa settimana. Facendo un rapido conto, ogni cambio medico è durato 2 minuti. E fornisce un'informazione importante che non tutti conoscono, relativa proprio al funzionamento delle case di comunità. Visto che gli sportelli sono disponibili in tutte le case della comunità, il cittadino può riferirsi non solo allo sportello di Romano ma anche a quello di Bassano ad esempio, quindi diluendo l'accesso diventa molto più facile anche ottenere il servizio. La notte famosissima, la notte del Redentore, in tanti l'avete seguita sui nostri schemi, sugli schemi di Antenna 3, circa 100.000 spettatori invece erano presenti proprio in Laguna. L'evento si è concluso nel migliore dei modi grazie al funzionamento della macchina organizzativa messa in piedi dal Comune insieme a Vela e alle forze di polizia. Circa 100.000 spettatori affollati sulle rive in barca hanno partecipato alla Notte del Redentore, che si è conclusa nel migliore dei modi grazie al funzionamento della macchina organizzativa messa in piedi dal Comune insieme a Vela e alle forze di polizia dislocate nei punti strategici. La macchina organizzativa vede solo per noi come Vela circa 30 persone come operatori effettivi, ma ci sono anche circa 200 steward, ci sono 150 persone della polizia locale, una cinquantina della protezione civile, oltre 200 forze dell'ordine coordinate dalla questura, c'è tutto un piano sanitario con addirittura un vaporetto dedicato per le emergenze, una copertura della manifestazione che parte dal venerdì fino alla domenica, perché poi comunque c'è un carico entropico sulla Giudecca e fino alle regate, e poi già una macchina organizzativa per disallestire il tutto. Stamattina poi abbiamo già riaperto il canale della Giudecca al transito dei ferri e quindi iniziato lo smontaggio del ponte d'Otido. La pulizia della città ha richiesto l'impegno anche da parte di Veritas, che con 20 dipendenti dalle 17 e mezzanotte si è messa al lavoro, altri 48 dalle 2 e altri 20 dalle 4. 8 le imbarcazioni per le attività di raccolta per trasportare 105 carri totali. Lo spettacolo pirotecnico, iniziato alle 23:30 e graziato dal maltempo, ha illuminato per 35 minuti il bacino di San Marco in una grande tela di luce. Il cielo si è tinto di giallo, rosso e oro in omaggio alla storia e all'identità della Serenissima, con gli effetti più attesi come le tradizionali code di cavallo e altre sorprese. Ha fatto molto curiosità quei fuochi orizzontali in acqua che sono stati una novità, così come hanno fatto molto novità quei pannelli cromatici che erano stati poi annunciati poche ore prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico, e ovviamente siamo pronti a lavorare alla prossima edizione.
Uno spettacolo che Antenna 3 ha documentato in diretta a partire dalle 20:10, seguita da 500.000 telespettatori. In 350.000, stando ai dati certificati Auditel, hanno seguito lo spettacolo dei fuochi. Questo conferma come Venezia e il Redentore sono sempre un importante momento comunicativo. Per noi questa collaborazione in questa edizione con Antenna 3 è stata importante per raccontare il Redentore. Il fatto che voi eravate inviati lungo le rive della Giudecca, eravate presenti anche nel bacino di San Marco nell'imbarcazione e con una diretta di un intero spettacolo pirotecnico, è stata un'importante occasione per far godere questa manifestazione anche da remoto, ma anche per comunicarla in futuro. È tutto anche per questa edizione del telegiornale regionale. Dopo la sigla il meteo. Buona serata.